La Nebros inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico senza riuscire a centrare il successo. Allo stadio Enzo Vasi di Gliaca di Piraino i bianchi devono rinviare ancora l'appuntamento con i 3 punti che mancano dallo scorso 23 novembre, chiudendo sull'1-1 la sfida contro il più quotato Niscemi. I locali partono con il piede sull'acceleratore e provano fin da subito a mettere pressione al Niscemi. I primi tentativi portano la firma di Margaritini, il cui destro dal limite termina ampiamente fuori, e di Travaglia su calcio piazzato. Nell'occasione i padroni di casa protestano per un possibile tocco di mano di un avversario, ma il gioco prosegue. Il gol arriva al 26esimo ed è meritato. Margaritini raccoglie palla al limite dell'area e con un sinistro secco fulmina Dibba, facendo esplodere il pubblico dell'Enzo Vasi. Per il classe 2002 è la prima rete in maglia Nebros, un gol pesante che premia l'avvio deciso dei bianchi. La squadra di casa continua a spingere e poco dopo va ancora vicina al raddoppio. Margaritini serve Travaglia che arma il destro senza però trovare lo specchio della porta. Il Niscemi prova a reagire nel finale di primo tempo, ma il sinistro di Boyang trova la risposta di Sendin. Nella ripresa la Nebros cerca il colpo del KO, Noto ci prova ma il pallone si perde alto sopra la traversa. Al 60esimo però arriva il pareggio del Niscemi. Diau trova spazio al limite dell'area e con una conclusione potente batte Sendin, riportando il match in equilibrio. Anche in questa circostanza non mancano le proteste dei locali per un presunto fallo su Travaglia, ma l'arbitro lascia correre. La Nebros non si arrende e torna a rendersi pericolosa. Travaglia, smarcato da Scolaro, calcia di potenza sfiorando il bersaglio. I padroni di casa chiedono anche il cartellino rosso per un fallo del difensore ospite Martinez su Pontini, ma il direttore di gara estrae soltanto il giallo. Proteste anche sul fronte opposto, con il Niscemi che reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di Noto su Minciullo. Anche in questo caso l'arbitro dice di no. Nel finale gli ospiti credono nel colpo grosso sulla punizione dell'ex trovato. Torres svetta di testa, ma Sendin è ancora una volta decisivo e blocca la conclusione. La Nebros sale a quota 17 punti e resta 3 lunghezze sopra la zona playout. Il Niscemi dal canto suo si porta a 25, confermandosi al 7° posto a -5 dalla zona playoff.